Qui ci sono, vai. Terza giornata di ritorno del campionato di promozione Girone B. Alfailla scendono in campo per Polisportiva Castelbuonese e ASD Torregrotta. ASD Torregrotta. Polisportiva Castelbuonese che scende in campo con numero 1 Romano, numero 2 Brunetti, numero 3 Marguglio, numero 4 Licastro, numero 5 Iannorino, numero 6 Inguglia, numero 7 Arena, numero 8 Lipari, numero 9 Sanzanien, numero 10 Di Maggio, numero 11 Merlo. Torregrotta che scende in campo con numero 1 Giunto, numero 2 Battaglia, numero 3 Irrera, numero 4 Romero, numero 5 Scibile, numero 6 Borrello, numero 7 Cambria, numero 8 La Spada, numero 9 Ruggero, numero 10 Saporita, numero 11 Cucetta. In panchina per la Polisportiva Castelbuonese numero 12 Martorano, numero 13 Caparretto, numero 14 Ciccio, numero 15 Sposito, numero 16 Antista, numero 17 Città, numero 18 Aiello. Allenatore Fabio Vitale. In panchina per l'ASD Torregrotta numero 12 Vinci, numero 13 Sgrove, numero 14 Aricotta, numero 15 Medio, numero 16 Sciliberto, numero 17 Sparrito, numero 18 Impalato. Allenatore Giunto. Allora, la Polisportiva Castelbuonese scende in campo con la casacca azzurra, pantaloncini bianchi, calzettoni in bordeaux, mentre l'ASD Torregrotta con la maglia rossa e blu. Polisportiva Castelbuonese che attacca dalla destra verso sinistra, ASD Torregrotta che attacca da sinistra verso destra. Arbitro della partita il signor Akash Nuntelli, assistenti entrambi di Ragusa, Pagano e Agnello. Giornata diciamo fredda, 17 gradi. Come al solito numerosi tifosi ad accorrere per assistere alla partita. Adesso c'è un calcio di punizione a centrocampo per la Polisportiva Castelbuonese, anzi per l'ASD Torregrotta. Batte il numero 5, palla facile per Romano. Romano allarga verso Brunetto sulla fascia destra. Brunetto cerca Zanzan ma viene intercettato. Palla per Di Maggio, adesso palla per Licastro. All'indietro per Iannorino. Iannorino sbaglia e viene intercettato il pallone. Attenzione al Torregrotta, si può fare pericoloso dal numero 9. Viene intercettato benissimo da Inguglia che manda fuori. Numero 9 ricordiamo Ruggero. L'ASD Torregrotta viene dalla vittoria di misura per 1-0 contro la Giappazzi nel turno precedente assegno Saporita, mentre la Polisportiva Castelbuonese ricordiamo che ha osservato il turno di riposo, quindi torna in campo Alfailla dopo circa un mese e qualche giorno. Anzi, Guardanini ha segnato il calcio d'angolo. La battuta del numero 8 La Spada, intercettato da Lipari. Alla Arena, dietro a Marguglio lancia verso Zanzan stoppa, allarga verso Brunetto, sbaglia Brunetto, si intercetta la palla da Saporita, dietro per Irrera, sbaglia, manda fuori. Un inizio un po' studiato da entrambe le squadre. Qua accanto a me c'è il corrispondente per la Sicilia Giuseppe Spallini. Salutiamo. Allora Giuseppe, come ti sembra questa partita? Le squadre però ti stanno spiegando la Buono ha fatto solo un porta con Marguglio, ma era solo un'occasione per impegnare il portiere, niente di particolare. Poi c'è stato un tiro di Ruggero che Torregrotta, situazione, è seguito un calciolangolo che però adesso vediamo che il proseguo della partita con Ruggero. Rimessa per il Torregrotta, si incarica
palla per Ruggeri che viene intercettato, che riprende la palla, l'arbitro non fischia il fallo. Zanzan, larga per Brunetto, osserva la posizione degli attaccanti, lancia Zanzan, fischia il fallo, palla per Di Maggio, larga per Nicastri, Marguglio, passaggio dietro per Giannolino con un pregevole pallonetto si libera di Ruggeri, allarga verso il Buia, lancia lungo verso Di Maggio, controlla la palla per Nicastri, intercetta il pallone, subisce anche fallo. Ripa, allarga verso Marguglio scambia con Arena, allarga verso la sinistra, si libera di un avversario, tenta il secondo dribbling ma viene intercettato, palla sul fondo. Adesso il Torre Grotta che si incarica di inviare il pallone con l'allenatore e il giocatore in punta. Licastri intercetta di testa, ancora Licastri, ma l'arbitro fischia il fallo a favore del Torre Grotta. Carica della battuta Herrera, lancia, Inguglia intercetta di testa, palla per Zanzan, sbaglia il passaggio all'indietro, Ambria passa dietro, Saporita viene intercettato bene da Iannolini, Netto, perde pallone, lancia per Ruggeri che viene ben calibrato. Romano, Brunetto, Marguglio, larga verso Marguglio sulla sinistra, Marguglio passa al Lipari passa a Di Maggio sulla destra, Di Maggio osserva la posizione degli attaccanti, sbaglia meglio, accetta il pallone, deve lanciare Zanzan ma il pallone è libero, invio giunta, Tonino di testa, intercetta, Lipari, cerca con due pallonetti di liberarsi all'avversario, ci riesce, adesso controlla la spada, subisce fallo, posizione per il Torre Grotta, carica della battuta Romano. Verso Ruggeri, viene fischiato fallo, Ruggeri rimane a terra, Marguglio spazza, palla per giunta, che è stata corta, ora per terra Ruggeri. Lancio lungo, non viene intercettato al centro della polisportiva, Buia. Fallo per il Torre Grotta, in questi minuti iniziali la polisportiva Stradonese ha più difficoltà del previsto perché il Torre Grotta è ben messo in campo, è determinato, cerca di prendere le misure della polisportiva. 10° minuto, ancora 0-0, punizione per l'SP Torre Grotta. Lancio, attenzione, Luglia manda il calcio d'angolo, posizione pericolosissima per l'SP Torre Grotta. Calcio d'angolo per il Torre Grotta che viene battuto dal numero 7 Caprino, anzi numero 11 Cucciari. Presi in carica della battuta. Tema, gamba sulla linea, Zionezzo, ora Cucè, palla per Romano che si incarica del rinvio.
palla per Lipa, intercettata. Iannolini. Attenzione, rischio di Iannolino. Stavo approfittando del passaggio errato Ruggeri, ma investiva l'uscita di Romano che manda fuori. Non laterale per la prospettiva, questa è per deviato. Sanzano. Palla su Sanzano. Carica della battuta Marcucci. Larga verso il muro. Quindi lascia per Brunetto. Brunetto supera un avversario. Meglio. Castro. Arguglio. Cross verso Sanzano intercettato. Passa il passo, però. Punizione per il Torrerone. Carica della battuta del terzino sinistro. Battaglia. Anche lungo ben raccolto da Romano. Facile la presa per il allarga verso Iannolino. Iannolino per l'azione di Mister Vitale, poi la squadra di conquista perfetta. Ripari per Brunetto. Brunetto osserva il movimento degli attaccanti. Decide di lanciare per Elio e viene intercettato. Palla per Ruggeri. Controllato dai muri, sono rischio. Passo per Brunetto, però Brunetto collaterale per la prospettiva del Brunetto. Brunetto sbaglia il controllo, ma ha visto un po' la laterale. Larga per Lipa, Liberi per Marcucci, Marcucci per Arena, un pallone intercettato. Ora Lipa. Liberi allarga la palla, si vola sulla fascia destra, perché il verso un avversario che manda fuori. La laterale per la prospettiva. Sanzan, pallonetto! Esterno della rete. Buona azione della prospettiva santanese, perché in tocco Arena ha messo anche al portiere Sanzan, che è riuscito a stilare la rete l'1-0. L'invio per il portiere Giunto nel Torre. I Castri, il getto di testa. Sanzan allarga verso Brunetto, verso Di Maggio. Sarà il movimento di Vegna crossa, il settore di controllo di Brunetto. Fallo per il servizio del Lotto. L'intervento scomposto di Brunetto. Lancio lungo verso Ruggeri che viene intercettato. Castro allarga verso quindi ancora per Di Castro. Sempre il piazzamento dell'attaccato. Mangia verso Lanza che commette fallo sul difensore del Terreno. Avvertisco la punizione.
Lancia verso Saporito, dove è Brunello, passa per Inguia di testa, Lipari di testa, Arena, larga verso Megno, Inguia di nuovo per Arena. Lancia per Sanzani. Sanzani cerca il passaggio di dietro per Megno, non Inguia di testa, di Castro, largo per Marguglio. Giulio cerca compagni liberi ma non ne trova, adesso passa per Liberi che sbaglia il controllo, palla laterale per la servita. Lui intercetta di destra, palla ancora palla laterale. Quello della battuta a battaglia. Dietro per la spada dietro per la lancia verso Saporito che stava per fare la palla a Brunetto e riesce a fare la palla dietro per Inguia, lancia verso Sanzani, il rollo di Sanzani lamenta per un fallo ma l'arbitro lo lascia non getta Ruggeri in offside. Per Iannolini, ma l'arbitro ammonisce il numero 8 e poi la spalla. Dunque prima ammonizione di questa partita per Rotta, il numero 8 la spalla. Per Marguglio, sulla sinistra, Marguglio controlla. Sbaglia il passaggio intercettato di Castro Megna, Liberi che ha intercettato Megna, prende il tiro da fuori area, ha parlato la giunta che in due tempi riesce a parare il pallone. Giunta lancia lungo verso Ruggeri. Lipari lancia verso Sanzani, Borrelli intercetta di Castro, adesso è Siviglia che passa dietro il pallone per lancio di Giunta, non abbiamo visto il proprio troppo, palla che scorre verso il portiere della Sportiva Romana. Il piazzamento dei giocatori decide di lanciare lui, non è raccolto da abbiamo visto che il Corriere subisce fallo ma l'arbitro non fischia, in via di Iannolini e cerca Di Maggio, attenzione Di Maggio può approfittare del pallone, Sanzan, gol di Sanzan, il Sportiva Castelnuovo in vantaggio, Sanzan al minuto 20 porta in vantaggio in granata. Sono tutto io il campo. Primo gol al Failla di Sanzani ieri.
ricordiamo che è il nuovo acquisto di gennaio, porta in vantaggio la Polisportiva Castelbanese. Un pallone che sembrava facile per il difensore del Stelle Grotta, che una forma di testa indietro cercava il portiere, ma ha approfittato del dato passaggio di Maggio, che con un pallonetto si è liberato del portiere, poi palla a Sanzano che spedisce in rete nonostante l'opposizione di due difensori davanti alla linea che non sono riusciti a prendere il pallone. Adesso è sentito che Grotta che cerca di reagire, ho visto un fallo laterale scudo dal numero 2 Battaglia che cerca la spada, pallone inutile verso Romano allarga verso Brunetti. Di Maggio verso Nicastro allarga verso Marguglio, un altro pallone in campo, viene preso tempestivamente dall'operatore del Marino, allarga per Sant'Anna, un po' di gioco. 1 minuti al Failla, la Castelbanese in vantaggio, Ordi Sanzani lancio lungo del Torre Grotta che cerca Ruggeri, intercettato da Brunetti. Fallo per il Torre Grotta. Carica delle battute di gara, ma l'arbitro rompe il gioco per far ripetere la punizione. Punizione da metà campo per l'SD Torre Grotta. Lancio che trova i suoi attaccanti in fuori gioco. Della battuta, palla lunga che viene intercettata perché non ha visto il Grotta, ora adesso palla per Nicastri che subisce fallo dal numero 10 Saporito. Della battuta Marguglio, lancio lungo centro verso Vienne, palla intercettato in Grotta, spazza la spada, adesso è Saporito che cerca di andare avanti, ma è intercettato da Nicastri, fallo laterale per il Torre Grotta, intercetta Marguglio. Arena. Fallo di mano del numero 7 Camilla, comunque calcio di punizione per il Sportivo Castelbanese. Lipa, Castro, ancora per Lipa, dietro per gli Annonini, guarda verso Di Castri per Inguglio sulla destra, sbaglia il passaggio, palla di nuovo per Di Castro, larga per Marguglio. Palla per Lipari, dietro per Marguglio, lancio lungo verso Sanzano, porta in fuori gioco. Sicilia passa indietro per no, lancio lungo verso Ruggeri, intercettato da Brunetti che manda fallo laterale, rimessa per la Torre. Anzi, l'arbitro cambia decisione, assegna la rimessa per la Polisportiva
Giulio Castelbuono, si carica della battuta Brunetto. Lipari allarga per Marguglio, Marguglio sulla sinistra. Il passaggio per Arena viene intercettato al numero 4 Romano. Messo per i Granati, Marguglio per Sanzanna all'indietro per Arena, controlla Arena, libero di un avversario, il tiro, parata di giunta, sulla ribattuta di Maggio che segna il 2-0! 2-0 per la Polisportiva Castelbuonese, Di Maggio il raddoppio. Siamo al 26esimo, Polisportiva Castelbuonese 2, Roterotta 0. Di Maggio sigue la sua prima rete con i Granati. Polisportiva Castelbuonese che profitta delle decisioni difensive del Torre, portando i suoi sul 2-0. Partita che dunque si mette benissimo per Granata, già dopo 26 minuti conducono per 2-0. Adesso è il Torre Rotta che cerca di riorganizzarsi con Gambia. Gambia cerca i suoi attaccanti in avanti. Ruggeri si allarga ma è intercettato agli Andonini. E manda fuori. Rimessa laterale per Torre Grotta con Battaglio. In carica della battuta Battaglio. Ruggeri viene intercettato da Lipari. Spazza Marguglio. Megna di testa. Raccoglie Arena si allarga. Arena per Sanzanna che cerca di lanciare Di Maggio ma viene intercettato dal difensore del Torre Rotta. Palla per Battaglia cerca un attaccante che non trova, Lipari allarga per Megna e lascia per Brunetto. Brunetto controlla, tenta il lancio per Sanzanna, intercettato da un difensore. Di Maggio doppio controllo ma è intercettato dal numero 8 del Torre Rotta, la Spada. Palla laterale per Torre Rotta, magari della partita di lascia Scibiglia verso Ruggeri, larga per Saporita si butta per terra, l'arbitro lascia proseguire. Marguglio per Nicastro, Rasti per Lipari per Marguglio, larga per Nicastro e cerca Brunetto che colto in contrattempo non riesce a prendere il fallo laterale del Torre. Adesso è Brunetto che spazza, il pallone viene raccolto Di Maggio, ha detto un controllo che non gli piace, ora Di Maggio, fitta di un passaggio sbagliato adesso è Torre Rotta, Angio verso il numero 11 Cucciato, pallone laterale per Saporita attenzione, cerca di impunearsi alla difesa della Polisportiva, viene fermato. Angio lungo verso Saporita che non si aspettava questo pallone, non tenta neanche di prendere. Pallone per Romano, allarga verso Marguglio per Nicastro, allarga verso Marguglio stava per tagliare il controllo, pallone per Lipari per Di Maggio, Marguglio ora per Di Maggio, oggi con il numero 10, Arena, dietro per Lipari, lancio lungo verso Di Maggio, intercettato da un difensore del Torre Rotta. Adesso è il terzino destro del Torre Rotta Battaglia che osserva i suoi lanciando lungo verso Saporita. Morino controlla bene il pallone, aspettava l'uscita di Romano che non è venuto, palla per Lipari.
allarga verso Brunetto, quindi Castri ancora da prima, due perdite del centro, Castri allarga per Marguglia, ancora Lipari, ancora per Marguglia, Giulio si accende, palla per Di Castri, Lipari allarga per Di Maggio, intercettato da fallo per il Torre Grotta, messo da Lipa. Ricordiamo che in regia c'è il nostro Alex Divonix, cameraman della giornata. Verso Saporita che non gli riesce, ora Saporita. Fallo laterale per la prospettiva Stefano. Carica della battuta Marguglia. Marguglio lancia Sanzan, non riesce a controllare la palla. Noi indietro con il numero 5 Sibino verso il Vera, manda indietro verso il subisce il pallone, il Vera. Lancio lungo verso Ruggeri, scatto di testa per cercare il numero 8 Bucè, ma fuori gioco, segnalato dall'assistente. Per Lipari lancia per Sanzan, ma non è troppo debole, intercettato dal difensore del settore Grotta. Sanzan cerca di rubare il pallone ma non ci riesce. Palla laterale per il settore Grotta. La spada, dietro per battaglia. Palla la spada. Sbaglia il passaggio, Di Maggio per Arena, Arena con due finte si libera di un avversario. Cade per Arena sul bello fallo ma l'arbitro decide di non fischiare. Battaglia. Intercettato da Marguglia. Della battuta battaglia. Saporita, intercettato benissimo da Marguglia, che insiste ancora. Il mio avviso subisce fallo ma l'arbitro lascia proseguire. Di Maggio. Ora Di Maggio. Dietro per Imbuia. Di Castri. Marguglia. Di Castri. Larga verso Imbuia, rolla di testa che manda dietro verso Roma. Mano verso Di Castri per Megna dietro per Di Castri. Cerca un attaccante libero e non lo trova. Pallone per Lipari, intercettato dal numero 4 Romero. Fallo laterale per la prospettiva stagionale. 35esimo, sempre 2-0 per di Granata di mister Vitale, e dopo il vantaggio iniziale di Sanzan hanno trovato il raddoppio pochi minuti dopo con Di Maggio. Di Maggio, attenzione, davanti al portiere, si supera il portiere, porta vuota 3-0, Di Maggio 3-0 per i Granata. La rispettiva
Castelbuonese 3, Torregrotta 0, ancora Di Maggio che sigla la sua doppietta personale. 35esimo, 3-0 dunque per il Granata di mister Vitale. Ancora una volta errore in fase difensiva del Torregrotta, che approfitta la polisportiva Castelbuonese che non perdona. Di Maggio si libera del portiere facilmente e insacca, porta vuota. Dunque, il 25esimo, cosa ne pensi di questo primo inizio di primo tempo? Il Torregrotta era partito bene grazie alle incursioni del numero 9 Ruggeri, ma è durato solo 5 minuti, dopodiché c'è stato solo il pressing del Granata e sono riusciti a bloccare il risultato già al 14esimo. Niente, ecco questa bella doppietta di uno dei protagonisti del Torregrotta. Per ora la partita la sta facendo il Granata, vediamo che cosa come. Bene, dunque il nostro Giuseppe era partito bene il Torregrotta, ma la polisportiva ha preso subito le misure e nelle occasioni ha approfittato degli errori difensivi del Torregrotta portandosi il tempo. Già ci sarà subito un cambio per il Torregrotta che decide di sostituire il numero 11 Cucè con il numero 16 Sciliberto. Dunque esce Cucè, entra Sciliberto. Già un cambio per il Torregrotta dopo 35 minuti. Adesso punizione dal limite per il Torregrotta, carica della battuta Borrelli. Anzi è il numero 8 La Spada. Tiro! Doppia presa di Romano, un pallone molto insidioso di La Spada, intercettato 2 volte da Romano. Allarga verso Brunetto. Brunetto per Megna. Megna per Di Maggio. Maggio per Brunetto. Non è intercettato dal difensore del Torregrotta che subisce fallo. Munizione per il Torregrotta. In carica della battuta il numero 5 Scibili. Scibili lancia lungo verso Ruggeri, colto in fuorigioco. Comunque punizione per la Castelbuonese, in carica della battuta Romano. Anzi Iannolino al limite dell'area, osserva il piazzamento dei suoi giocatori, decide di servire Di Castro, poi indietro per Iannolino che lancia lungo. Centrocampo, pallone intercettato dal numero 6 Borrelli del Torregrotta, fallo laterale per la ST Torregrotta. Iannolino messo fuori. Numero 4 Romeo, battaglia, cerca di impegnarsi, fallo laterale per il Torregrotta. Di nuovo entrato, numero 16 Sciliberto, tenta di liberarsi. Megni, Ripari per Sanzani, palla dietro per Arena, ancora Arena, subisce fallo dal capitano del Torregrotta, numero 6 Corrotti. Punizione per il sportivo Castelbuonese, Marguglio, lancia lungo verso Di Maggio. Di Maggio, controllo pregevole di Di Maggio, si allarga sulla destra, vieni, finta, esce dall'area. Anche piazzamento di Sanzan, pallone per Sanzan, attenzione ancora Sanzan, è uscito il portiere, Sanzan libero più attaccante, palla fuori, occasionissima per la polisportiva Castelbuonese che sfiora il 4-0 con Sanzan dopo un'azione corale di Maggio che si era
aveva controllato un pallone pregevolmente, avendo Sanzan che cercava di liberarsi dall'attaccante. Il tiro però ha sfiorato la traversa. Dunque sempre 3-0. Quando mancano 5 minuti alla fine del primo tempo. Cerca di intercettare il pallone, non ci riesce. Buia. Norino, c'è un attaccante del Telegrotta per terra, si tratta del numero 9 progetto. L'arbitro ferma il gioco. Come potete sentire il pubblico giapponese è sempre in fermento a Failla, che incita come sempre i suoi tifosi, i suoi giocatori. Applauso per questi tifosi che come ogni domenica corrono a Failla numerosi. Sbaglia il passaggio verso Lipari, rimedia Marguglio, Marguglio serve Arena, Arena si vola sulla sinistra, subisce una spallata dal numero 8 e poi il fallo dalla Spada. A mio avviso meritava anche la punizione che però viene data dall'arbitro Agash Pedi di una sezione di calcistico. Carica della battuta Marguglio. Salgono difensori, rimangono dietro solo Megna e Brunetto. Batte Marguglio. È uno schema a mio avviso di Annolino, che allarga sulla sinistra, pallone intercettato ma un controllo e quindi rimesso dal fondo per il Torre. Lipari stacca di testa, intercettato dal numero 8 la Spada. Adesso è Licasti che lancia Sanzan ma palla troppo lunga e quindi presa di punto. Giunta lancia lungo verso Saporita ma non riesce a controllare la palla e quindi rimessa laterale per la Polisportiva Sermonese, si carica Marguglio. Marguglio osserva il piazzamento dei giocatori, lancia lungo verso Arena. Arena si incarica, cerca di liberarsi degli avversari, palla per Nicastri. Nicastri allarga per Brunetto, Brunetto corre lungo sulla palla, riesce a prendere. Supera un avversario, cross, intercettato un difensore del Torre Grotta. Adesso è il Torre Grotta che con Saporita cerca di farsi pericoloso ma ben intercettato da Inguglia, palla dietro per Romano, Romano per Inguglia di nuovo, serve Lipari per Di Maggio, Di Maggio per Di Castro, lancia lungo verso Sanzan, intercettato dal difensore del Torre Grotta, numero 16 Riberto cercava Ruggeri ma palla intercettata dalla difesa della Polisportiva. Lipari dietro per Iannolino per Castri combina con Marguglio, palla lunga. Ruggeri cerca di prendere il pallone ma come sempre Iannolino insuperabile intercetta il pallone e serve dietro Marguglio. Marguglio per Inguglia. Inguglia serve Brunetto. Brunetto per Megna. Di Maggio. Lima. Marguglio. Sbaglia il controllo. Siamo quasi sul finire del primo tempo. 3-0 per la Polisportiva Castelbuonese sul Torre Grotta. Di Castro.
Maggi. Colpo di tacco per Arena sempre il prezzamento di Sanzano, con intercettato Di Maggi, prende la palla ma rimane per terra il giocatore del Torregrotta, che si è fortunato alla testa, quindi Di Maggi mette la palla fuori, fa entrare i soccorsi del Torregrotta, il giocatore si piazza e comunque sembra niente di preoccupante. Il numero 3 Rivera a subire, deve essere caduto per terra. Palla restituita al Torregrotta, rischia alla fine del primo tempo l'arbitro chiede di Caltanissetta, comunque un risultato di 3-0 per la Polisportiva Casteldonese sul Torregrotta. Che dire, primo tempo con inizio in favore del Torregrotta che è ben messo in campo, ha messo un po' in difficoltà la Polisportiva Casteldonese, ma nelle prime 3 occasioni avute dalla Polisportiva è stata punita. Comunque fine primo tempo, linea alla regia.